essere. All'alba della Guardia di Finanza di Verona contro il caporalato, 6 arrestati, tra questi 2 funzionari INPS, un medico e anche un finanziere. L'indagine è partita da un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti 12 immigrati. Rivolta dei sindaci dei comuni capoluogo per il congelamento dei fondi per il bando periferie. Il Veneto rischia di perdere 150 milioni di lavori, molti dei quali già finanziati. A Padova pesante accusa a carico di uno dei viceprefetti, di una funzionaria della prefettura e titolare di una cooperativa specializzata nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Indaga la procura. Massacrata e uccisa di botte dal marito, nelle prossime ore l'interrogatorio del 35enne di Cavarzere che ha ucciso Mayla Beccarello. Domani sera in paese una fiaccolata in memoria della donna. Mamma 39enne di Macerata muore di setticemia dopo aver dato alla luce 2 gemelli. La tragedia commuove la Marca. Riforma della legittima difesa, ieri la prima audizione in Commissione Giustizia al Senato, presenta anche Graziano Stacchio e Franco Birolo. Il tabaccaio di Correzzana dice: a giorni chiudo l'attività per paura e per pagare l'avvocato. La carica di 140 amici a 4 zampe in cerca di una nuova casa e di un nuovo proprietario. I cani ospite del rifugio Empa di Mira, sempre aperto per tutto il mese di agosto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, la prima edizione che vede in primo piano la cronaca di un blitz scattato all'alba a Verona, un blitz della Guardia di Finanza, e nel mirino c'è il caporalato, lo sfruttamento della manodopera in provincia di Verona. Ci sono 6 provvedimenti cautelari, 6 arresti, tra questi un medico, 2 funzionari dell'INPS e un finanziere. Accertata anche il rilascio di false comunicazioni dell'INPS. È un blitz appunto scattato contro il caporalato e che ha colpito un medico legale competente in medicina di lavoro e 2 suoi collaboratori e, dicevamo, 2 impiegati dell'INPS e anche un finanziere. Disposto il giudizio immediato per il caporale, un cittadino extracomunitario regolarmente residente nel territorio nazionale, titolare di alcune società cooperative che operavano nel settore della manodopera agricola e dell'allevamento, con sede nell'est veronese, caduta nel mirino delle indagini delle Fiamme Gialle. Un'indagine coordinata dalla Procura di Verona che è scaturita da un grave incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti il novembre del 2017 nel Ferrarese 12 lavoratori, in maggior parte extracomunitari africani, che erano impiegati appunto in cooperative della provincia di Verona. Ha fatto subito sorgere il sospetto, questo incidente stradale, che si potesse trattare di una forma di sfruttamento o comunque di impiego dei lavoratori non in linea con le normative di settore. Su tali basi la Finanza ha iniziato a indagare e ne è emerso un quadro decisamente preoccupante che ha portato al blitz di questa mattina. Tutti i dettagli ovviamente di questa importante operazione che nasce da un incidente stradale grave nel quale erano rimasti coinvolti 12 immigrati africani, tutti i dettagli dicevamo nella edizione del Veneto del nostro telegiornale, appunto per parlarvi di questa storia scoperchiata e scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha portato anche all'arresto di un stesso esponente delle Fiamme Gialle. Intanto, cambiando argomento, dal pomeriggio di ieri è la rivolta dei sindaci del Veneto, ma non solo ovviamente, a far discutere, le volte dei sindaci dei comuni capoluogo e di chi guida le città metropolitane, perché il decreto 1000 proroghe porta anche, come abbiamo visto, al congelamento dei fondi per il bando periferie. Sono 150 milioni di lavori congelati in tutto il Veneto e, come dicevamo, la protesta è bipartisan. Nemmeno il tempo di votare in Senato il decreto 1000 proroghe, che è già iniziata la rivolta dei sindaci, e per una volta poco importa il colore politico. Siano di destra o di sinistra, la rabbia sta montando contro la sospensione delle convenzioni del bando periferie, con la richiesta di un rinvio al 2020 dei fondi destinati ai diversi progetti per rilanciare le aree urbane. Misura votata a larga maggioranza anche, come mostrato da un video pubblicato sulla sua pagina Facebook dal senatore leghista Andrea Ostellari, dagli esponenti del Partito Democratico, che in passato con i governi Renzi e Gentiloni volle proprio il bando periferie. In Veneto sono quasi 150 i milioni che i comuni vedono allontanarsi dalle loro casse.
Per tutti parla la presidente ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello. Il decreto mille proroghe è in chiaroscuro, se da un lato prosegue il positivo percorso sugli avanzi di amministrazione che ci trova favorevoli, dall'altro lato ci preoccupa molto quanto sta succedendo sul bando periferie. Il rinvio rischia infatti di mettere in difficoltà molte amministrazioni comunali che avevano programmato gli interventi, spiega la Pavanello, che poi continua: non si può tornare indietro perché significa togliere risorse alla riqualificazione di zone degradate. L'ANCI Veneto, conclude, si appella ai parlamentari veneti perché intervengano su questo rinvio che preoccupa molti amministratori. Duro anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, un fatto grave con ricadute pesantissime sul territorio, sulla qualità di vita dei padovani, sull'indotto produttivo che mi lascia basito. Non avere questi 18 milioni di euro significa perdere o rimandare opere fondamentali, prosegue Giordani, che si dice pronto a difendere quei soldi e annuncia di voler scrivere al Premier Conte, ma anche ai colleghi dei 96 comuni interessati per fare fronte comune. Da Padova a Venezia il clima non cambia. Vista la gravità di quanto accaduto, ho deciso di interrompere le mie ferie qualche giorno prima e di tornare in città già nei prossimi giorni per seguire la questione più da vicino, cercando un fronte comune con gli altri sindaci del territorio, ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, che aggiunge poi: nella città metropolitana ci sono convenzioni firmate con 13 sindaci dell'area metropolitana interessati. Le convenzioni sono già state sottoscritte e la progettazione di tutti gli interventi è in fase avanzata. Non nasconde la sua rabbia anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Il decreto deve cambiare, dice. Treviso è molto penalizzata. Il primo cittadino ha poi già preso contatti con i parlamentari trevigiani. A Padova ora perché la gestione dei richiedenti asilo da parte di una cooperativa, ma con il supporto della prefettura, porta a un'indagine che vede pesanti accuse a carico di uno dei viceprefetti e una funzionaria della prefettura, oltre ai titolari della stessa cooperativa. Il viceprefetto vicario di Padova e una ex funzionaria della prefettura sarebbero indagati dalla procura euganea nell'ambito di una inchiesta aperta per una serie di irregolarità nella gestione delle strutture di accoglienza dei rifugiati nel Padovano. Con i due dirigenti di Palazzo Santo Stefano sarebbero iscritti nel registro degli indagati anche i responsabili della cooperativa che gestisce, tra gli altri, i centri di accoglienza di Bagnoli e Cona. Le accuse vanno dalla turbata libertà degli incanti, cioè delle gare d'appalto, la frode nelle forniture pubbliche, la truffa, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, l'induzione indebita, la rivelazione di segreto d'ufficio. Le indagini vertono in particolare su 2 appalti per la gestione dell'accoglienza ai migranti del valore di circa 20 milioni di euro. Dalla luce 2 gemellini e poi qualche giorno dopo, a causa di una infezione, muore. Sconvolge e commuove la Marca la triste vicenda di una mamma di 39 anni. Morta di setticemia 5 giorni dopo aver dato alla luce i suoi 2 gemellini. Maria Buso, 39 anni, di Maserada sul Piave, si è spenta ieri pomeriggio nel reparto di rianimazione del Cafoncello, lasciando nella disperazione il marito Fabio Piovesan, di 41 anni, familiari e amici. Il parto era programmato per lunedì 6 agosto, ma venerdì scorso Maria è arrivata in ospedale in preda a forti dolori. Pareva che il travaglio fosse iniziato e già nel pomeriggio si era proceduto a un cesareo d'urgenza. Tutto era filato liscio, i 2 piccoli, un maschio e una femmina, stavano bene, così come apparentemente anche la mamma, alle prese con dolori giudicati normali dopo l'operazione. Sabato notte la situazione si è aggravata, domenica si è deciso di rioperare di nuovo, ma la 39enne non si è più risvegliata. Un'infezione rara, quella che le è stata fatale. Sconvolto il marito, ingegnere originario di Ponzano Veneto, e la famiglia di lei che vive invece a Cima d'Olmo. Straziante il post con cui il marito l'ha salutata su Facebook, un semplice "Ciao Maria" e la foto di un abbraccio scattata in un momento di serenità. Ed ora il femminicidio di Cavarzere verrà ascoltato nelle prossime ore dagli inquirenti Natalino Bosco Zemello, il 35enne che da ieri è in carcere con l'accusa di aver massacrato di botte la moglie Mayla Beccarello, 37enne milanese, nella loro abitazione di Cavarzere. L'uomo potrà ricostruire quei drammatici minuti e spiegare cosa sia scattato nella sua mente per portarlo a picchiare la compagna fino ad ucciderla. Il dramma, come abbiamo raccontato ieri, si è consumato all'alba, quando l'uomo aveva infierito sulla moglie fino a sfigurarla, e poi quando ha compreso che giaceva ormai senza vita ha chiamato lui stesso il 118, anche se purtroppo per la donna non c'era nulla da fare. L'uomo è agli arresti con l'accusa di omicidio volontario, ricordiamolo, era già agli arresti domiciliari per una tentata estorsione, un omicidio
l'ennesimo femminicidio che sconvolge il paese, che ha sconvolto da ieri un'intera comunità. Cose ingiuste che non dovrebbero succedere perché sono cose troppo forti per uccidere una moglie, anche qualsiasi persona, per quello la vita non ha, insomma, valore. Lei conosceva questa coppia? No. Si vedevano poco? Non è che si ficcano, non si ficcano. Essere votati a proteggere queste persone perché forse ormai non si casserà al caldo, non so, ma... A Cavarzere nessuno pare avesse rapporti con la coppia e oggi il viavai di giornalisti per la tragedia che si è consumata in via Regina Margherita ha contribuito a dissare un muro di silenzio. Neppure i dirimpettai della bifamiliare vogliono immischiarsi, nessuno ha visto né sentito niente. Si commenta il fatto assurdo e inconcepibile. È strano perché è una roba che capita raramente, però sentirlo proprio qua in paese, insomma, non piace a star mai, insomma, ecco. Tutto qua perché la gente che non neanche conosco, ho vista così a Cavarzere, del passaggio. Sembrava una coppia a posto, dopo non si sa. Una roba che non dovrebbe succedere, ecco. Dopo non lo so i motivi per questo stato, però una cosa che per me non dovrebbe succedere, ecco. Lei conosceva la coppia? No. Maila Beccarello e Natalino Boscolo Zamello stavano a Cavarzere con la mamma di lei, in questi giorni in visita a un figlio. Nel cortile di casa scodinzolavano 3 cani di grossa taglia che sono stati prelevati e portati al canile comunale. Sulla cancellata coperta da una rete verde che protegge da sguardi indiscreti un cartello che fino ad ieri è parso una semplice goliardata e che oggi risuona come un messaggio inquietante e funesto. I carabinieri di Cavarzere con i colleghi del reparto scientifico, coordinati dal comandante della compagnia di Chioggia, il capitano Francesco Barone, hanno eseguito per tutta la mattinata rilievi nella casa dell'orrore. Sono stati raccolti elementi utili a ricostruire la scena del delitto che ha scosso la comunità dopo l'aggressione nel sonno lo scorso marzo in casa madre e figlio anziani a scopo di rapina. Una comunità, dicevamo, sconvolta, e domani sera alle 21 è stata organizzata una fiaccolata per ricordare, ovviamente in memoria di Maila Beccarello e anche in memoria di tutte le donne vittime della violenza di chi sta loro accanto. Una fiaccolata alla quale parteciperà anche ovviamente il comune, sindaco in prima battuta, un sindaco che ovviamente ha parlato del dolore della comunità. In questi casi non ci sono le parole giuste, non ci possono essere le parole giuste. Quando succedono questi eventi vanno a sconvolgere l'intera comunità, anche perché la comunità è abbastanza tranquilla, e quindi questo ci riporta a delle situazioni che sono inaspettate. L'ultimo episodio a scuotere la comunità di Cavarzere all'estremo confine della provincia di Venezia lo scorso mese di marzo, quando ad essere aggrediti nel sonno dai malviventi a scopo di rapina furono mamma e figlio anziani. Più in là nel tempo le cronache ricordano un tentato femminicidio, una donna salvata in extremis dalla furia del marito che, incurante della presenza del figlio adolescente, infierì sulla moglie brandendo un coltello da cucina. Oggi il pestaggio mortale di Maila Beccarello ha fatto ripiombare la comunità nel dolore. La coppia non era conosciuta e viveva a Cavarzere da poco tempo. I servizi sociali si occupavano di loro. Non per questioni particolari, quindi non avevamo mai avuto problematicità di un certo tipo o di violenza o d'altro, insomma. E quindi erano conosciute per altre questioni, come capita per tantissime altre famiglie residenti nel territorio, e non avevano dato mai problemi che avessero suscitato qualche allarme sociale. E perciò una coppia in difficoltà, certo per motivi economici e per i problemi legati alla detenzione domiciliare di Natalino Boscolo, ma non per altre ragioni. È per questo che la notizia del brutale omicidio è piombata come un fulmine a ciel sereno in paese, e oggi si interroga e cerca risposte. Ogni volta ci si chiede e ci si pone tante domande, cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare, e poi alla fine in realtà si arriva a dei risultati che in realtà sono molto pesanti, non solo per chi li vive ma anche per l'intera comunità. A Padova ora per parlare della infezione West Nile che vede nella provincia di Padova la prima vittima, l'89enne.
Primo caso di decesso per puntura da zanzara West Nile nel Padovano, secondo in Veneto. A morire un 89enne di Este, Mario Lazzarini. L'anziano era stato contagiato nel giardino di casa, aveva presentato i classici sintomi, febbre, mal di testa e vomito. Quindi era stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia, dove dopo una serie di accertamenti la sua situazione clinica è però precipitata e Lazzarini è deceduto mercoledì mattina. Oltre al cordoglio della sindaca Roberta Gallana, il Comune e l'ULSS ricordano che le situazioni di rischio sono molto rare e un'attenzione particolare va data alle fasce più fragili della popolazione, in particolare a danno delle persone immunodepresse. I comuni intervengono sulle aree verdi urbane di proprietà, ma ogni cittadino, ricorda la sindaca, deve impegnarsi a provvedere autonomamente nelle aree private, con particolare attenzione ai ristagni d'acqua. A Mestre adesso per parlare di sicurezza, per parlare di un blitz della polizia nella stazione ferroviaria di Mestre, da sempre un luogo a rischio. Ha seguito questa operazione per noi Tiziana Bolognani, che abbiamo in collegamento telefonico in diretta. Tiziana. Sì, buongiorno Nicola, a te a studio e ai telespettatori che ci seguono da casa. Come dicevi, a un mese esatto dalla maxi blitz della polizia in via Monte del San Michele, in via Trento, nel quartiere di via Piave a Mestre, nuovi controlli da questa mattina all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria, polizia in forze, schierata con i vari reparti, uomini in divisa, in borghese, hanno proceduto a controllare decine e decine di persone in arrivo e in partenza e anche numerose auto. I risultati di questa nuova operazione ancora non sono noti, ma c'è da scommettere, dato il movimento, che più di qualcuno sia caduto nella rete di accertamenti minuziosi che non si sono limitati alla semplice richiesta di esibire i documenti. Non più tardi di ieri vi davamo conto dell'ordinanza del questore della chiusura di una sala giochi di un bar proprio nelle zone adiacenti a via Piave, lo ricorderete, con 35 ordinanze di custodia cautelare. I controlli evidentemente della Polizia di Stato nell'area del degrado di Mestre stanno proseguendo quotidianamente, anche per affrancare il quartiere del Piave dal malessere diffuso della cittadinanza e dal malaffare che naturalmente è dovuta alla presenza di spacciatori pregiudicati e tossicodipendenti in un'area che è ben circoscritta, ma insomma è sempre la stessa, ma fa paura. In questo momento, come vi dicevo, non sono ancora noti i risultati dell'operazione, che sicuramente arriveranno entro tardo pomeriggio. Vi daremo conto nei telegiornali di questa sera, e se non hai domande da studio, da Mestre è tutto e ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani. E a proposito di sicurezza, parliamo della riforma della legittima difesa, che è uno degli obiettivi del governo. Ieri in Commissione Giustizia al Senato, presieduta dal senatore della Lega Andrea Ostellari, come vediamo si è parlato, è stata la prima seduta, proprio la prima seduta per parlare della riforma della legittima difesa, ed erano presenti tra gli altri alcune delle vittime note di violente rapine, che poi hanno avuto numerosi problemi per aver ucciso, per essersi ribellati alla criminalità, e quindi abbiamo visto nelle immagini c'era Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, e il gioielliere Roberto Zancana, appunto, che si trovarono coinvolti nella famigerata rapina di Nanto. E poi c'era anche Franco Birolo, il tabaccaio di Correzzolo, che ha vissuto una vera e propria odissea giudiziaria per aver ucciso il malvivente che era entrato in casa. Proprio lui tra gli altri ha parlato. Allora sentiamo le parole di Birolo, che ha detto: in realtà la mia odissea non è ancora finita. Sentiamolo. Io adesso a chi devo rivolgermi per avere un ristoro dei danni e le spese che ho sostenuto in questi anni? E ripeto, dopo 6 anni di calvario giudiziario, per me non è ancora finita, perché quasi sicuramente nei prossimi 10 anni i parenti prossimi possono chiedere un indennizzo in base a quanto deciso dalla Corte di Cassazione delle Sezioni Unite, che lega per analogia, sotto il punto di vista civile, l'articolo 2045 alla legittima difesa putativa. Quindi io sono il calvario mio dura ancora per 10 anni purtroppo. Alla fine del mese, il 26, io chiudo la mia attività, ho ceduto le licenze, questo per paura che
mi possa capitare nuovamente qualcosa di simile e soprattutto per finire di pagare l'avvocato che in questi anni ho sostenuto. Grazie. Queste le amare, amarissime parole di Franco Birolo ieri in Commissione Giustizia al Senato. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, ancora la cronaca per parlare del mistero ancora fittissimo della impiegata di Cittadella svanita nel nulla da oltre una settimana. Inghiottita nel nulla. Di lei non si hanno notizie dal 30 luglio e oramai si parla del mistero di Anna Fasol, la ragioniera scomparsa, di quei 100.000 euro spariti. Si parla del datore di lavoro e del figlio che non si fanno più vedere in giro e oggi dunque si teme addirittura per la sua vita. I vigili del fuoco hanno perlustrato i luoghi, i RIS hanno perquisito la casa, passato al setaccio stanze, cassetti, cercando tracce biologiche ed elementi capaci di dare una svolta alle indagini, ma nulla. Nell'abitazione 2 piani di Cano Raia, Cittadella, blindati da giorni, la figlia e il marito. Maria Laura, campionessa di nuoto e ricercatrice a Miami, è l'ultima ad aver sentito la mamma. Rientrata per l'emergenza, proprio per restare a fianco di papà Enzo Simonetto, l'ultimo invece ad aver visto la moglie viva. A pranzo 2 lunedì fa, non senza una piccola discussione. Sono giorni che passano senza risposte, ma con tante ipotesi investigative aperte, tanti i dubbi. Perché Anna era una donna meticolosa e ordinata, per esempio. Come si spiegano allora la stanza in disordine e la finestra trovata aperta il giorno della scomparsa? Di lei, per ora, rimane solo un video sfocato in stazione e i tanti misteri. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di 140 cuccioli in cerca di una famiglia, in cerca di una casa. Sono i cuccioli che si trovano nel rifugio EMPA di Mira e che è aperto per tutto agosto. Loro si chiamano Flash, il bianco, il segugio, eccolo qua Flash, lui è Sergio che si era nascosto al fresco nella buca. E lei si chiama Sissi, lei è giovane, è una cucciolotta, appena compiuto 1 anno. E poi ci sono anche questo bellissimo Siberian Husky e la sua compagna di cuccia, una meticcia nera. È stato trovato per strada, lei è stata un'adozione, cioè un'adozione non fatta qui da noi. Una famiglia che non è più stato in grado di gestirla e ce l'ha lasciata. In disparte rispetto agli altri, questi occhioni scuri che ci guardano timidi e imploranti. Lui è Brick, anche lui è un ex ospite del rifugio Mamma Rosa, è un po' vecchietto anche lui. Soltanto alcuni dei complessivi 140 amici a 4 zampe in cerca di una nuova cuccia e di chi sappia tanto amarli. Adozioni che, lo raccomandiamo, devono essere fatte con consapevolezza. Qui dei volontari dell'EMPA di Mira, tanti, troppi i casi di esemplari abbandonati perché abbaiano troppo o perché dopo essere stati per anni in una casa vengono lasciati a causa della famiglia che si allarga. Roberto, ad agosto l'EMPA non va in ferie? No, assolutamente, l'EMPA è qui, rifugio aperto tutti i giorni per seguire gli animali e vi aspettiamo naturalmente per un'adozione. Facendo un giro di rifugio magari potete trovare il compagno della vostra vita, il rifugio è aperto tutti i giorni, anche il sabato e la domenica. Siamo alla vigilia di una delle notti più magiche dell'estate, la notte di San Lorenzo. Ora vediamo quali sono gli appuntamenti, i luoghi suggestivi della città di Padova e lungo i Colli Euganei. Con occhi incantati e con il naso all'insù. 10 agosto, notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, serata attesa per affidare al cosmo i nostri desideri. E quale finestra più propria dei Colli Euganei per godere la gioia di quei puntini luminosi nel cielo nero? Tanti gli appuntamenti in luoghi storici, dal castello del Cataio di Battaglia Terme, dove la caccia alle stelle sarà guidata da un astronoma, a Villa dei Vescovi, siamo a Luvigliano di Torreglia, dove sono previste visite guidate per grandi e piccini a lume di candela. Molti parchi che si stanno preparando per l'occasione ad accogliere cacciatori di stelle armati di tappetino, repellente, spray per gli insetti, la prosaica raccomandazione. A Montegrotto, concerto in Villa Draghi, a Monselice di scena un aperitivo stellare, stesi sul prato anche gli osservatori che sceglieranno il planetario di Padova che dal parco dell'ex macello, guidati le stelle, e potranno usare
anche il telescopio. Strumenti, ma anche e soprattutto desiderio. Lo diceva niente meno che Galileo Galilei. Non basta guardare, occorre guardare con gli occhi che vogliono vedere. Ed è davvero tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati con il meteo di Antenna 3. Alta pressione e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio. In Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi del Bellunese, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 30 e 35 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, poche novità, situazione molto simile solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime tra 31 e 35 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece dal pomeriggio, con temporali sui settori alpini di confine localmente anche di moderata o forte intensità. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime tra 31 e 34 gradi.